Sono io, amore, un attimo, sono io, amore. Hai il diritto di rimanere in silenzio, qualsiasi cosa dirai potrà essere usata contro di te in tribunale. Aspetta, amore, sono io, Claudio, il tuo fidanzato. Fammi vedere cosa hai davanti. La Nutella! Tu mi fai schifo. Di le tue ultime preghiere. Aspetta, amore, ti prego, capiscimi. Ma che cosa devo capire? Io sono a dieta, mi vado a coricare e nel cuore della notte ti trovo qua a mangiare la Nutella? Sì, perché da quando tu sei a dieta, amore, in questa casa non mangiamo più niente, amore. Mangiamo solo mele, carote, arance, che quando vado in bagno piscio ace. Capisci? Non è... Non mi interessa. Abbiamo cominciato questa dieta e dobbiamo fare dei sacrifici. Ma abbiamo cominciato chi, amore? Abbiamo cominciato chi, amore? Io non sono a dieta, amore. Io non posso essere a dieta, amore. Io già vesto nel reparto 012, amore. Se mi metto a dieta mi espongono alle catacombe, amore. Veramente. Non mi interessa. Abbiamo cominciato questa dieta e dobbiamo portarla a termine. Amore, abbiamo cominciato chi su plurale? Io non ho fatto niente, amore. Io ti ho semplicemente accompagnata dal dietologo. Ma non è che se io ti accompagno a fare qualcosa, quella cosa la devo fare pure io. Ti deve levare il suo vizio. E ti ho accompagnata dal parrucchiere e mi ha fatto mettere l'extension. Ti ho accompagnata dall'oculista e mi ha fatto mettere gli occhiali. L'altro giorno c'aveva mal di pancia, mi hai fatto operare di appendicite, mi hai fatto operare, dai. E ancora non sai che mi voglio rifare le tette? No, ci puoi andare da sola, se no ci faccio una figura di merda alle catacombe con le minne io, dai. Veramente, amore. Ma lo vedi come sei? Come sono? Tu sei diventato un egoista, perché a voi che vi mettete a dieta il cervello vi sfasa totale. Hai ragione, amore. A voi che vi mettete a dieta il cervello vi sfasa totale, amore, vi spana un vedo totale. E adesso io proverò a dirtelo in modo carino, sereno e sincero. Amore, io non sono a dieta, amore. Io non posso essere a dieta, amore, perché io non ho bisogno di mettermi a dieta. Sì. Io. Tu invece... Come da no? Che cosa vorresti dire? Che io invece mi devo mettere a dieta? No, amore, ci stiamo capendo malissimo. Che amore. cosa vorresti dire? Che io sono in sovrappeso? Perché non mi metto a dieta la lingua io direttamente? Guardami negli occhi e sii sincero. Secondo te io sono grassa? Chi ci risponde? Questa è la tipica domanda che nessun fidanzato vorrebbe mai sentirsi fare, perché qualunque risposta tu darai sarai morto. E allora l'unica cosa che puoi provare a fare è provare a rispondere come farebbe Abdul Qasam. Secondo te io sono grassa? Tu durante il lockdown hai panato, a paisa, a pizza, un lievito con Nutella, solo un lievito, ma chi più e tu e quindi con calma, amore, con calma. Ma com'è che conosci l'arabo? A forza di mangiare kebab, insomma. L'ho imparato. Forza di mangiare? Kebab! Il kebab! Quanti ricordi! Con tutti i kebab! Ma secondo
secondo te non lo so che sono io a dieta? Non lo so. Non lo so, amore, tu a forza di dirmi sei a dieta, mi stavo convincendo che pure io ero a dieta, amore, cioè Ma veramente. no, semplicemente vorrei avere un tuo supporto. Ma io infatti non ti sopporto più, amore, cioè, te lo devo dire a un certo punto. Aiutami. Va bene, amore, allora cominciami dal dire che dieta stai facendo, amore, perché tu sei esaurita, che dieta stai seguendo? Allora, praticamente in questa dieta devo eliminare i carboidrati complessi, Sì? che sono pane, pasta, patate, lenticchie, fagioli, piselli, crostate, crostatine, pizza e patatine. Per il resto posso mangiare tutto. Meno male perché... Il resto che è l'acqua, amore, ti rimane solo l'acqua da bere. Esatto, infatti devo bere 3 litri di acqua al giorno. Perfetto, così diventa un acquario preciso, amore, veramente. Però c'è un carboidrato che posso mangiare. Quale? La quinoa. Certo, con tutta questa acqua una quinoa ci vuole, cioè, diciamo, per navigare, veramente, amore. Io non ce la faccio. Dai, Amore, ti posso chiedere una cosa? Chi è che ti ha scritto questa dieta? Ma questo cretino che ti scrissi sta dieta? No! Che c'è? Lui non è un cretino. Come no? Lui è un grande luminare. Lui è il grande, favoloso, immenso Francesco Lograsso. Il dietologo si chiama Lograsso! Francesco Lograsso! Che stai facendo? Reca, pure tu la fai. Ma reca. che stiamo facendo? Francesco Lograsso! Siamo esauriti in Francesco questa casa! Lograsso! Aiuto! Lograsso! Amore, Francesco. perché dobbiamo fare così ogni volta che dici Lograsso, amore? Perché lui è un dietologo! No! No! Perché poi dice che le battute di merda le faccio io, capito? Poi dice che le faccio io. No, tu non le fai, le scrivi e le fai dire a me perché ti vergogni. Diotologo l'ho scritta ma io, diotologo. Può Ma che essere. battuta è? Può essere. Vabbè, senti, ti posso dire una cosa, amore. Secondo me tu devi cambiare dieta. Io ho letto una dieta da poco, anzi prendete appunti perché è interessante, una dieta che a quanto pare funziona, è abbastanza efficace e si chiama la dieta del purè. Avanti dai amore, ma non mi posso mangiare sempre solo purè, dai. No, ma infatti con la dieta del purè non mangi sempre solo purè, puoi mangiare tutto, perché puoi mangiare purè la pasta, pure il pane, pure i dolci, amore, pure tutto puoi mangiare, amore. No, amore, no. Che... Ma che... Amore, non esiste questa dieta, non è possibile che esista. E anche se esistesse, io non la potrei fare. Perché il purè è fatto di patate. Io le patate non me le posso mangiare. Posso assaggiare la patata bollita. Cioè tu vuoi dimagrire e ti mangi la patata bollita che è tanta. No, non ho che ci fa? Amore, se tu invece vuoi dimagrire ti devi mangiare la patatina fritta, che è secca, magra e lunga, capisci? Scusami, non ti seguo. Non hai mai sentito dire noi siamo quello che mangiamo? Certo. Quindi se tu vuoi dimagrire devi mangiare patatine, grissini, spaghetti, così diventi secca, lunga. Capisci? Quindi tu mi stai dicendo che noi assumiamo la forma del cibo che mangiamo? Ma certo, amore, tu non devi fare la dieta delle calorie, tu devi fare la dieta dei nomi. Per esempio, vuoi che ti spunti la tartaruga? Non ti devi mangiare più la pancetta. Capisci? Vuoi evitare che ti cadano i capelli? Non ti devi mangiare più i pomodori pelati. Capisci? Certo. Fai una vita troppo di fretta? Mangiati lenticchie. Così funziona. E allora, secondo questo principio, se io mangio sempre patata, cosa divento? Rocco Siffredi, amore. Non esiste! Io voglio continuare la dieta che sto facendo. Vorrei che tu mi aiutassi a distrarmi dal cibo. Vabbè, allora ci distraiamo, ci guardiamo qua la televisione, Dai. va bene? Ci mettiamo qua, ci guardiamo la televisione, ci distraiamo e basta. Dai, qual è il tuo programma preferito? Masterchef! È bello! Non deve parlare di cibo, amore. Se no, vero, giusto? vero. Un cartone animato. Vabbè, ci guardiamo un cartone animato. Qual è il tuo cartone preferito? Il cartone della pizza. Bello, lo apri. Amore, t'appiccica sai che aiutati caduta, aiuta, amore, veramente. Non è che io posso stare appresso a te che sei esaurita, amore, veramente. Amore, hai ragione. È che io ho fatto una riflessione su me stessa e sono arrivata alla conclusione che io una dieta non riuscirò mai a portarla a termine. Perché io faccio parte della categoria più sfigata di tutte. La categoria del anche se stai ferma ingrassi.
Noi che facciamo parte di questa categoria non abbiamo scampo. Noi ingrassiamo sempre, noi ingrassiamo ovunque. Io non vado manco più a messa, no. Perché se dovessi prendermi l'ostia, ingrasso di 1 chilo. Ma è quello perché è il corpo di Cristo. Comunque pare tanto, ma sostanza c'è. Allora, io sono arrivata alla conclusione che io ingrasso perché respiro. Buono. Perché vero è che c'è un detto che dice: oh, questa è tutta aria fritta, quindi ci deve essere un nesso. Ed è per questo che ho cominciato una nuova dieta, la dieta dell'apnea. Me la sono appena scaricata. L'apnea. Indovinate di chi è questa battuta? È troppo bella. Apnea. È troppo... Non ne capisce niente, veramente. Perché io non soltanto faccio parte della categoria più sfigata di tutte, ma da genio che sono, mi sono andata a mettere con uno che fa parte dell'esatta categoria opposta alla mia. La categoria di quelli che mangiano... Su sketch è troppo bello. Che? Mi stai sparando un po' di Nutella, va bene? Va bene? Oh. La categoria degli stronzi. Stronzi bastardi che mangiano quanto vogliono e non ingrassano mai. No. Ed è per questo che ho preso una decisione drastica. Claudio? Io ti lascio! Un po'? Assolutamente no. Non c'è mai l'acqua, una sciuscheccia. Guardate l'acqua, per favore, sto morendo. Vabbè, c'è Babbio, stasera c'è Babbio. C'è Babbio, l'acqua piena me la dovete dare. No, grazie, un grazie a questi uomini che... Grazie Emanuele, grazie. No, i fan. A posto, Emanuele. A posto. Cioè, amore, fammi capire. Tu vuoi dimagrire e mi lasci, amore? Ma che senso ha, amore? Ma che senso ha che vuoi dimagrire e mi lasci? Il senso ce l'ha, perché ho letto su internet che le persone innamorate tendono ad ingrassare. È uno studio condotto dall'Università del Kansas. Amore, se è un'università del Kansas, amore, vuol dire che spara un pochino di kansassate, amore. Chiediamocelo. No. Sì. No, non è così, perché guarda che è statisticamente provato che il 56% delle persone innamorate prende 1,5 chili per ogni anno d'amore. Tu lo sai quanto sono ingrassata io da quando sto con te? Quanto sei ingrassata? 12,5 chili. Sti Kansas. Tu invece quanto pesi? No, non è la domanda giusta da farmi, amore. Lo vogliamo sapere tutti, quanto pesi? 55 kg. Che schifo! Allora, che devo fare? Soltanto 55 kg d'amore! Veramente? Ed io che per lui ho lasciato il mio ex, Ciccio Cricchio! Ma chi è? Lui sì che mi amava, lui pesava 120 kg! Cioè, quello stava scoppiando d'amore, quello era un amore che camminava, quello era un amore... No, tu, perché se io sono ridotta in queste condizioni è per colpa tua. Ma che c'entro io, amore? Ma come che c'entro tu? lei che è esaurita! E facciamo l'anniversario e mi porta al ristorante. Per San Valentino mi compra i cioccolatini, andiamo al cinema e mi compra i popcorn, faccio il compleanno e mi regala la torta. Dimmi tu se non mi deve incazzare. Cioè, non solo uno spende piccioli la mattina alla sera e un cioccolatino, la torta mimosa per la festa delle donne, un compleanno, l'anniversario. Hai ragione, il torto è mio. Lo vedi al prossimo compleanno, altro che torte spumante, inga brindiamo catesana, brindiamo.
Tisana detox, liquirizia e finocchio. Ma che accoppiate fanno? Cioè, fa digerire, cioè tu stai rovesciando, cioè veramente. Ne devo inventare una io, Tisana, tenetevi pronti, cozza e vongole la faccio, va bene? Ve lo dico, e ve la dovete bere, avanti. Fa pure lo spiritoso, cozze e vongole. La verità è che tu sei una persona insensibile. Ma che dici, Tu amore? sei una persona senza sale. Ma che fai? Tu sei un fusillo scotto, una melenzana scaduta, un cetriolo ammaccato, un cannolo ammuffito. Ho fame! Amore, tu sei esaurita. Ti posso dire una cosa, amore? Tu sei arrivata alla frutta, amore, dai. Hai detto frutta? Sì, amore, ho detto frutta, perché è giusto che ti dica le cose come stanno. Pane al pane, vino al vino. Pane e vino! Marcellino, così diciamo. Non puoi passare la tua patata bollente agli altri, amore. Avevo una patata e l'ho passata, ma che... Basta parlare di cibo, amore, basta parlare di cibo. E allora tu parla dietetico. Va bene. E allora avrai tofu per i tuoi denti. Va bene. Meglio. Va bene, mi vuoi lasciare? Lasciami. Però ricordati tu, e ricordatevi tutte voi donne, che noi uomini vi valutiamo per altro. Perché 5 kg in più o 5 kg in meno non cambieranno mai il vostro sguardo. 1000 calorie in più o 1000 calorie in meno non cambieranno mai il vostro sorriso. Perché noi uomini, la vera bellezza di una donna, non la pesiamo sulla bilancia. Addio, bomba mia! Ma come bomba? Bimba mia! No, bomba! I vocali su 5, ne sbagli una, si fottuto per sempre, si fottuto. Bimba, addio, bimba mia! Non sei tu, fai tu, ma va fanto culo, veramente, amore, dai! Oh, Bedamante, che succede? Non te ne andare! No. Non ti voglio lasciare. Perché? Perché hai capito che senza di me non ce la potresti fare? E che io sono la persona più importante di tutta la tua vita? No. Perché se mi lasci poi ho carenze d'affetto e mi devo mangiare tutta la Nutella. 16.170 calorie perché tu mi lasci. Ma che sei pazzo? Riempimi d'affetto. Altrimenti Altrimenti t'ammazzo! va bene!